Una scelta di fondamentale importanza per la sicurezza del nostro territorio. C'è tutta la soddisfazione dell'assessore della Regione del Veneto, ma soprattutto del Polesano, in Cristiano Corazzari, per la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato la valutazione di compatibilità ambientale dell'allora Ministero della Transizione Ecologica relativo ad un progetto di trivellazione al largo del Polesine nel 2017. Un caso che le nostre emittenti avevano sollevato per prime con dei reportage nei luoghi già oggi 7 metri sotto il livello del mare e a rischio subsidenza. Una battaglia che ha visto in prima fila la Regione e il Parco Delta Po. La Regione del Veneto si è posta subito con determinazione contro questi progetti estrattivi. Abbiamo anche promosso un referendum. Il Parco Delta del Po rappresenta una sentinella per quello che è l'equilibrio ambientale, da cui dipende anche la sicurezza idraulica del nostro territorio. Una sentenza che, pur dando un forte orientamento verso lo stop alle trivellazioni, non ne sancisce la cancellazione definitiva. Perché adesso questo è una testimonianza di un'espressione di un TAR, però io credo che l'asticella bisogna sempre tenerla alta, perché ci saranno altri tentativi di dire: caro Ministero, mi lasci fare trivellazioni in Alto Adriatico. Certo che questa sentenza apre una discussione a livelli anche molto alti. Certo, assolutamente. Adesso, come dicevo prima, questa questione qua non deve essere tenuta a casa nostra, quindi Delta del Po o Regione Veneto, ma deve essere portata al tavolo europeo, perché una questione così importante che salvaguarda territori così larghi, dobbiamo anche far capire ai nostri vicini di casa dall'altra parte dell'Adriatico, che si chiama Croazia, che anche loro devono avere un sistema comportamentale legato a quello che è la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia del territorio, e visto che anche loro sono dentro insieme a noi a progetti europei dove in partecipazione allo stesso tavolo per quanto riguarda salvaguardia di biodiversità, se ci sono lì devono esserci anche nelle responsabilità. Noi non possiamo continuare con le nostre tasse mie, sue e di chi ci sta ascoltando per mettere i soldini da parte per costruire un altro Mose per Venezia i prossimi anni.